Sarà perché Venezia è un piatto troppo ricco a cui rinunciare, o sarà forse il risultato dei complicati algoritmi aziendali. Fatto sta che il colpo di spugna che Ryanair ha deciso di passare sui propri voli, cancellandone oltre 2000, colpisce marginalmente il traffico sul Veneto. Da oggi fino al 31 ottobre sono in tutto 20 i voli cancellati nella nostra regione. Al Canova di Treviso cancellati i 2 voli partenza e arrivo di questo mercoledì, quello del mattino per Londra di giovedì 21 e quello per Bruxelles di venerdì 22. Collegamento per Bruxelles cancellato anche in tutti i giovedì dal 28 settembre fino alla fine di ottobre. Per Verona invece soppressi i voli su Berlino e Madrid di domenica 24 settembre. Ai viaggiatori che hanno già acquistato il biglietto sarà la compagnia stessa a mandare via mail l'avviso di cancellazione, con la scelta di cambiare volo gratuitamente oppure di richiedere rimborso totale del prezzo del biglietto. Ma proprio sulla partita dei rimborsi, avverte la Codacons, si apre un ventaglio di casi e di opzioni. Il disagio che tu mi hai recato di andare, comprare, cercare un'alternativa, informarmi, sapere se il volo c'era. In passato abbiamo assistito a forfettizzazioni intorno appunto dai 500 ai 1000 euro, anche oltre. È compito dei singoli fare la richiesta alla compagnia, inviando tutta la documentazione, anche se i numeri di questa clamorosa disdetta di massa, totalmente inedita, inducono a chiedersi se non sia possibile agire collettivamente. Questa è una classica situazione di classe action, questa se Dio vuole lo sarebbe, però probabilmente ci toccherà affrontarla attraverso un altro paese europeo, perché in Italia la class action tutti ne parlano ma difficilmente si riesce a configurarla. Infine ci sono coloro che stanno sospesi, come direbbe Dante, quei passeggeri cioè che si sono visti annullare il volo di ritorno e lo hanno scoperto quando si trovavano a metà strada, con spese di vitto e alloggio impreviste. Tutto ciò che è riconducibile all'inadempimento del contratto da parte di Ryanair è tecnicamente risarcibile.